Ma perché l'Adelaide è poco considerata dalla critica letteraria? È perché è sostanzialmente inesistente nelle storie letterarie italiane. Secondo me si dovrebbe partire da qui per capire la personalità e l'opera della scrittrice nuorese, perché, come ebbe a scrivere Geno Pampaloni, l'Adelaide nella carta millimetrata del Novecento non collima mai. Non collima mai, ed lei è stata sostanzialmente marginalizzata, non compresa, mal collocata, fondamentalmente perché con le sole categorie del verismo e del decadentismo non la si poteva capire. Ma perché, ritornando a quella domanda che tante volte ci siamo posti, perché l'Adelaide non rientra nel canone e non è rientrata nel canone letterario italiano? Perché era una donna? Sì, certamente perché era una donna, ma io aggiungerei perché era una donna sarda, cioè perché era una sarda che apparteneva a un sistema linguistico e a un sistema culturale altro rispetto a quello italiano. Quel modello storiografico era un modello appunto toscanocentrico che presupponeva un'idea astratta di letteratura italiana, monolitica, e la discriminante non poteva che essere quella linguistica. E questa fu una grande questione per gli scrittori dell'Etante Italia, e fu una grande questione per l'Adelaide e soprattutto per gli scrittori sardi. Cioè l'italiano si forma sulla tradizione letteraria. Ed era una tradizione letteraria in Italia che era lontana dalla lingua parlata, lontana dalla lingua d'uso utilizzata dalle tante Italie. Cioè quel modello linguistico nasceva sul letterario scritto. E quindi qui si pone una grande questione per i sardi e per gli italiani. Ma lo scrisse Manzoni, lo scrisse Foscolo, lo scrisse Leopardi nello Zibaldone, lo scrisse Pirandello. E fu una grande questione per l'Adelaide e per gli scrittori sardi, il conflitto dei codici. Il rapporto tra la lingua sarda e la lingua italiana, il rapporto tra un universo antropologicamente connotato e sardofono e le lingue di inappartenenza. Cioè questa è una questione, e il conflitto dei codici non fu solo un conflitto dei codici linguistico, fu un conflitto dei codici culturale, estetico, giuridico. Cioè come un'interferenza comunicativa, cioè l'incapacità di un occhio altro, noi avremmo detto e noi diciamo continentale, di comprendere quel microcosmo antropologicamente connotato che aveva proprie regole e propri criteri di inclusione e di esclusione. L'operazione che compie l'Adelaide è un'operazione straordinaria, cioè l'Adelaide parte dal suo mondo per fare i conti con un altro mondo. Quindi due sono i mondi dell'Adelaide. Intanto il solido mondo delle origini, che è stato il suo più grande serbatoio, la sua grande fonte di ispirazione, la Sardegna, la Barbagia, le tradizioni popolari, la cultura sarda. Quindi il mondo nuorese, agropastorale, sardofono e orale. E poi il mondo di inappartenenza, cioè il mondo urbano, quello romano, il mondo scritto e per estensione possiamo dire il mondo europeo.